Buongiorno, oggi parliamo del telefono, o meglio di come comportarsi correttamente al telefono. Non so se sapete che il telefono esiste da 150 anni e da 150 anni è un gran banco di prova perché l'unico canale per comunicare con gli altri è la voce. Quindi in questo caso non è importante l'abito, la nostra postura, la nostra presenza, ma solo il timbro della nostra voce, la brillantezza delle argomentazioni e la qualità del linguaggio. Attenzione però che anche la postura è molto importante perché in base al posizionamento del nostro corpo noi trasmettiamo degli input alla nostra voce, quindi la nostra postura deve sempre essere energica e retta. Anche se la persona che è dall'altra parte del telefono non ci vede, è buona accortezza sorridere, perché anche questo semplice gesto modifica positivamente il tono della nostra voce. Quando telefoniamo è bene ricordarsi che occorre immediatamente presentarsi dicendo il proprio nome e cognome senza aggiungere titoli. Se però non fosse sufficiente perché la persona si ricordi di noi, possiamo aggiungere eventualmente dove ci siamo incontrati per la prima volta, qual è l'argomento della nostra conversazione oppure un'amicizia che abbiamo in comune. Ormai la diffusione del cellulare ha portato quasi a non far più uso del telefono fisso, però ricordiamoci che le buone maniere ci consigliano che prima di cercare una persona al suo cellulare di provare il numero fisso. Se chiamiamo in casa è bene evitare l'orario dei pasti, ma anche durante l'arco della giornata ci sono delle fasce orarie da rispettare che sono quelle notturne. Vuol dire che non si deve chiamare mai qualcuno prima delle 8, però nei giorni festivi le 10:30 e mai oltre le 22 di sera, a meno che non ci siano dei gravissimi motivi oppure ci sia un appuntamento concordato precedentemente. Se però chiamiamo la persona in ufficio, ovviamente la chiameremo durante l'orario di servizio. Però sia in questo caso, sia quando chiamiamo a casa, è cortesia chiedere se è il momento buono per parlare. Perché entriamo improvvisamente nella vita di qualcun altro senza essere stati invitati. Ovviamente le telefonate in ufficio devono essere brevi e gli argomenti devono essere puntuali e asciutti. Diversamente invece se si tratta di una conversazione tra amici oppure confidenziale. Gli stessi consigli per il telefono fisso sono da osservare anche per quanto riguarda le telefonate al cellulare. Ricordiamoci inoltre che è obbligatorio spegnere il cellulare oppure silenziare la suoneria in tutte quelle situazioni in cui è richiesto il silenzio, tipo ad esempio al cinema, al teatro, nei luoghi di cura, anche nelle corsie degli ospedali oppure nei luoghi di culto. Se andiamo ad assistere a un concerto, in una riunione di lavoro, durante una conferenza, ma anche durante le competizioni sportive. Tutte quelle volte, quindi, dove è indispensabile rispettare l'altrui diritto alla concentrazione, all'attenzione, alla preghiera. Non è proibito parlare al telefono per strada oppure nelle sale di attesa, però attenzione a non alzare il tono della voce, a non dire cose troppo personali e a non gesticolare. E soprattutto quando siamo in strada, attenzione a non fermarci improvvisamente sul marciapiede, quindi dobbiamo avere tutte quelle piccole attenzioni per non disturbare le altre persone. Attenzione poi che rispondere al cellulare mentre stiamo conversando con una persona, facciamo sentire questa persona meno importante di chiunque ci stia cercando al cellulare, anche se per caso ha sbagliato numero. E infine non sta bene chiedere il cellulare agli altri, per lo stesso principio di discrezione che non ci si invita in casa altrui e non si dà il cellulare degli altri se non siamo preventivamente autorizzati a farlo.